Un appello ci arriva dalla responsabile di SOS Mediterranee Viviana, soccorritrice a bordo della Ocean Viking. Da 8 giorni alcuni dei 234 sopravvissuti hanno trascorso oltre 3 giorni in mare prima di essere stati soccorsi e sono esausti, hanno bisogno di sbarcare in un posto sicuro. Tra loro anche 40 minori non accompagnati e diversi riportano segni evidenti di torture e violenze subite in Libia. Sentiamo l'appello di Viviana, la soccorritrice. Qui siamo a bordo della nave Ocean Viking, siamo sul ponte. In questo momento abbiamo 234 sopravvissuti, di loro 43 sono minori non accompagnati, che significa sono ragazzini adolescenti molto vulnerabili che viaggiano da soli. A bordo abbiamo raccolto delle storie drammatiche, una di queste è la storia di una bambina siriana con il papà. Loro hanno provato ad attraversare diverse volte il Mediterraneo, scappare dalla Libia, non ci sono sempre riusciti. Una di queste volte ci raccontava il papà che si è ribaltato il barchino su cui viaggiavano e lui è riuscito a portare in salvo la sua bimba nuotando in mezzo a tutti i corpi già morti. Questa è solamente una delle storie drammatiche che abbiamo raccolto a bordo dalle testimonianze dei naufraghi. Molti di loro veramente hanno dei traumi importanti sia fisici che psicologici ed è per questo che devono sbarcare il più presto possibile. Speriamo che arrivi presto perché veramente è un'urgenza sbarcare queste persone.